Presto iniziano i lavori e i disagi tornano da e per il Cadore. Si lavorerà sul ponte Cadore, lavori che sono già stati consegnati a fine 2014 ma ora entreranno nel vivo per l'adeguamento antisismico del manufatto, traffico a senso unico alternato. Ci sono ancora delle interferenze da rimuovere durante il corso dei lavori perché c'è un cavo della Telecom che dovremo spostare, che ancora non è stato spostato. Fondamentale resta la sicurezza che sui ponti deve essere massima, a ribadirlo i professionisti. Ha la necessità di essere adeguato dal punto di vista sismico perché c'è una legge nazionale che appunto prevede questo tipo di adeguamento e quindi è necessario effettivamente eseguire delle opere su quel manufatto. La manutenzione è certamente un fattore che va visto a 360 gradi e interessa anche i ponti. Ponti soprattutto quelli strategici, cioè quelli che hanno un'importanza in caso di eventi calamitosi. Prima di tutto la parte sismica e dopo naturalmente anche le alluvioni o le frane. Cantiere sul ponte e si tornerà a viaggiare in Cavallera da inizio maggio per la riapertura anche del cantiere in Galleria a Caralte. La Galleria di Caralte, il lavoro principale è stato fatto perché sono state eliminate le venute d'acqua. Ora per quest'anno abbiamo in procinto di far eseguire un ulteriore intervento. Si completerà il restauro della galleria iniziato lo scorso anno e a scuole chiuse si bloccherà la ferrovia per finire i lavori in galleria nel tratto comunale di Perarolo. Bene i lavori, ma attenzione alla regolarità. La prassi del massimo ribasso resta sotto accusa. Lo hanno detto ancora una volta gli ingegneri riuniti a Belluno proprio per parlare dei ponti. Il massimo ribasso purtroppo sia per i costruttori sia anche per i progettisti non consente di operare con le dovute attenzioni